Un Veneto che dà segni di rallentamento, quali sono i messaggi di questa fine di campagna elettorale? Il Veneto non merita le prese in giro. Ieri Calderoli e Zaia hanno fatto finta di firmare una riforma sull'autonomia. Abbiamo a Roma il governo più centralista della storia. Si scrive Meloni, si legge Roma, e l'abbiamo visto anche per tutti quelli che volevano premiare Zaia. A Zaia hanno impedito non solo di fare il terzo mandato ma anche di fare il ministro, quindi vuol dire che a Roma non guardano di buon occhio il Veneto. Noi abbiamo con Giovanni Manildo, già sindaco di Treviso e candidato del centro-sinistra, una persona seria che conosce il Veneto e i suoi problemi, e abbiamo dei candidati nella lista Uniti per Manildo che possono fare la differenza. Lo scontro sul consigliere del Quirinale, come lo vede? Come l'ha vissuta lei questa esperienza con i consiglieri del Quirinale? Ma è l'ennesimo tentativo della Meloni di buttarla in rissa. Ma di che cosa stiamo parlando? Non c'è niente di sostanza. Hanno posto tutta l'attenzione sul tema del consigliere del Quirinale perché ieri è uscita una notizia: un ragazzo di 22 anni a Milano, uno studente della Bocconi, è stato accoltellato e rischia di essere paralizzato. Pur di non parlare di sicurezza inventano complotti. Qui siamo in Veneto, sicurezza fa il paio anche con lavoro, perché qui abbiamo bisogno di migranti, però poi diventano anche un problema sul territorio. Qual è la soluzione? Legge e ordine, legge e ordine, legge e ordine. Il problema non è qual è il tuo passaporto, il problema è se rispetti le regole o no. Aggiungo, attenzione, perché ormai il problema della criminalità non è più soltanto dei migranti, sta diventando, in misura minore naturalmente, anche dei nostri ragazzini. Quando nelle scuole scintillano le lame e ci sono i coltelli, questo è un problema grave. Meno carabinieri in Albania, più carabinieri in Veneto. Ha detto prima, Confindustria è zitta di fronte a una manovra che è molto debole anche nei loro confronti. Confindustria sembra improvvisamente essere innamorata delle tasse. Ragazzi, con il governo Meloni abbiamo portato la pressione fiscale al 42,8%, hanno bloccato Industria 4.0, c'è l'aumento delle ore di cassa integrazione. Io vedo i miei amici di Confindustria tutti zitti, non so perché.